allora andiamo alla premiazione. Premio regionale Radici di Sicilia 2025, la prima edizione a Giovanni Moscato, figlio autentico di Agrigento, capace di trasformare la sua terra in racconto, emozione ed appartenenza. Montaperto, presepe di Agrigento. Sì, e meglio non potevamo iniziare, è un nome di grandissimo valore per la terra di Agrigento, legato a questa terra di Agrigento. È un premio che si incastona perfettamente con quelli che sono i valori del presepe vivente di Montaperto, il presepe, che è il presepe vivente di Agrigento. Tradizioni a 360 gradi, Giovanni è un artista poliedrico, un compositore, un attore importantissimo, un artista proprio a 360 gradi. Non potevamo iniziare meglio che con una persona che ama la propria terra, un figlio di Agrigento e di cui noi possiamo sicuramente vantarci. Sì, abbiamo voluto fortemente, assieme al dottor Amato, che ringrazio per il suo impegno per l'attaccamento al territorio, non potevamo che non scegliere come prima edizione Giovanni Moscato, come diceva il dottor Amato, un attore poliedrico, e rappresenta le nostre tradizioni. Sin da ragazzino si è speso per il nostro territorio, per le nostre tradizioni, ci rappresenta sia nel territorio italiano che anche all'estero. Un premio che avrà un futuro, perché Agrigento è ricco anche di personaggi come Giovanni Moscato, personaggi che sono attaccati alla nostra tradizione, personaggi che ci rappresentano. Quindi spero che per il futuro, anche per il presepe di Montaperto, per questa meravigliosa frazione, ma per la città di Agrigento, tutto possa andare per il meglio. No, per la verità mi ha emozionato molto e mi ha gratificato molto la motivazione che è stata data al premio. Poi mi coinvolge particolarmente perché sono quello che inizia il primo premiato di queste radici che veramente affondano nel territorio e che mi hanno dato la possibilità di dedicarmi appunto al territorio, alla città di Agrigento da sempre. Io mi sono sempre occupato di teatro, di musica, di cabaret, di produzioni e edizioni musicali, e ho collaborato con tantissime persone nel corso dei oltre 50 anni di attività, e quindi ho preso da ognuno qualcosa e spero di avere prodotto bene e di aver raggiunto un livello tale, e principalmente di essere stato premiato con questo premio di Radici, ma di continuare e di credere nelle proprie possibilità e quindi di non arrendersi, di andare avanti. Come vedete, un premio l'ho ricevuto dopo oltre 50 anni di attività, quindi c'è sempre tempo. Il premio promette bene e naturalmente Agrigento, per parlare del nostro territorio, è pieno di grandi artisti o di gente di cultura, di grandi musicisti, gente che si dedica al teatro, per cui nel tempo saranno gradualmente tutti menzionati e sicuramente premiati per la loro attività, ma tutti raccomando perseveranza e impegno. Sì, questo è un premio che veramente il presepe si pregia di aver dato a un grande artista agrigentino quale Giovanni Moscato. Io come sempre ringrazio il dottor Amato per avermi riconfermato nuovamente come direzione artistica. Abbiamo avuto e abbiamo ancora tantissimi spettacoli, vi aspettiamo il 6 di gennaio per l'ultimo giorno del presepe, dove ci saranno tantissimi spettacoli, ci saranno lo spettacolo delle farfalle luminose, ci sarà la Sacra Stanchezza, ci sarà lo spettacolo di fuoco, quindi vi aspettiamo qui, vi aspettiamo numerosi e che dire, una buona festa a tutti. Grazie.